Pronto, buonasera. 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 Allora, io sono sempre dei forconi veneti. Anche lei? Sì. No, chiedo scusa, siccome io è la prima volta che mi telefonate, conosce il signore di prima? Sì, diciamo che è come un fratello per me, perché chi è italiano e si identifica nella bandiera italiana è un fratello. Chi crede alle favolette della Padania, una cosa mai esistita che raccontano magari le favole, per me è solo un illuso, perché l'Italia esiste dalle Alpi al Mediterraneo, non esiste Padania. E le volevo dire, lei dopo ha domandato al suo ospite se credeva, se noi siamo filo leghisti, filo no. Noi non siamo nulla, noi siamo soltanto italiani, siamo per il popolo italiano, non siamo né destra né sinistra né centro né nord né sud, siamo solo per l'Italia, perché è ora di finirla, è ora che tutti gli italiani si sveglino e che capiscano come stanno andando le cose. E vorrei dire a tutti i padani che sono illusi dal federalismo, il federalismo è una cosa impossibile da fare, perché finché siamo sotto un debito pubblico grazie al signoraggio bancario, che il suo ospite sa benissimo che cos'è, ma vuole nascondere la verità come tutti i leghisti. Non vuole nascondere proprio niente, sa. Mi spieghi un attimo come risolve lei il problema strutturale dello Stato oggi come oggi, innalzando l'asticella della pressione fiscale come adesso, quindi portando le famiglie veramente all'esasperazione, o che risoluzione dà lei? Faccia una proposta oltre al federalismo. Cosa propone oggi come oggi? Il debito pubblico è quello, lo sappiamo, non ci nascondiamo dietro un dito. Mi dica lei quale proposta oltre al federalismo fiscale può stare in piedi per sanare dal punto di vista strutturale questo Paese. Io la penso però più o meno come lei, Michele Toffoli, che scrive: la Lega è arrivata a fine corsa, troppe persone abituate a vivere solo di politica ed ora che le poltrone sono finite ci si inventa di correre da soli, troppo comodo. Lo ricorderemo alle prossime elezioni, Berlusconi ha commesso il più grosso errore nello svendere il veto e questi sono i risultati. Pubblicità.